Bel tempo e mare calmo sono le condizioni climatiche ideali e complici dell'ondata di sbarchi che si sta registrando sulle coste siciliane. L'ultimo carico umano arrivato è quello di 99 migranti di origine subsahariana, tra cui 15 donne. Viaggiavano su un barcone soccorso questa notte a 96 miglia a sud-est di Lampedusa e a circa 66 miglia dalle coste libiche. A dare l'allarme al numero di emergenza della Guardia Costiera è stato un cittadino eritreo residente a Bari e che aveva ricevuto la richiesta di SOS da uno dei migranti a bordo del barcone. Un aereo maltese ha individuato l'imbarcazione, che è stata poi soccorsa e portata a Lampedusa da due motovedette della Guardia Costiera, partite da Lampedusa, e una nave della Marina Militare. E prima di quest'ultimo sbarco i clandestini ospiti del centro di primo soccorso e accoglienza di Lampedusa erano già più di 900, un numero oltre il limite, ha spiegato il sindaco dell'isola Giusy Nicolini, che lancia un appello al governo e chiede che si provveda a trasferire subito il maggior numero di persone possibile. Bisogna agire con tempestività, ha affermato il sindaco delle Pelagie, evitare sovraffollamento, disagi e disordini che comporterebbero una nuova emergenza per Lampedusa. Giusy Nicolini inoltre critica la scelta politica fatta dal ministro Maroni, basata sui centri di identificazione ed espulsione, che ha di fatto smantellato la rete di accoglienza fatta di centri e comunità alloggio per i profughi ed i richiedenti asilo, e che a parere di Nicolini dovrebbero essere invece riavviati.